Ancora ben trovati, apriamo nella seconda parte la pagina del calcio, parliamo del Palermo che è in crisi tra silenzi e polemiche. Domenica di riflessioni, approfittando appunto della sosta in campionato tra i rosanero, ma fra 7 giorni all'Arecchi c'è la Salernitana, il servizio di Marco Gulla. 8 partite, 8 finali per dare un significato diverso a quella che in questo momento è una stagione fallimentare. Il Palermo approfitta della sosta di campionato per interrogarsi su cosa non va. E i problemi non sono pochi. Alberto Galassi, membro del consiglio di amministrazione del City Football Group, nei giorni scorsi ha tenuto a rapporto tutta la squadra. Ha chiesto il raggiungimento dei play-off, obiettivo minimo per il Palermo, che invece, alla vigilia del campionato, era etichettato come possibile candidato alla promozione diretta. Domenica 30, alla rosanero in campo a Salerno, la prima di 8 partite in cui il Palermo deve ottenere più punti possibili. Alessio Dionisi, riconfermato per mancanza di alternative in panchina, sa bene che il momento è quello più complicato dell'intera stagione, ma ci crede, non ha mai fatto passi indietro e spera in un cambio di fronte. I tifosi, nel frattempo, ridondante a sottolinearlo, sono delusi. La società, del resto, si è ancora una volta chiusa e la mancata conferenza stampa del direttore sportivo Osti non è altro che un segnale di chiusura verso tifoseria e stampa. Insomma, il Palermo è solo, racchiuso con i suoi tanti problemi e con nemmeno i tifosi a supporto. Riuscirà ad uscirne? Lo scopriremo da domenica prossima in poi. Quinta sconfitta consecutiva per il Trapani, siamo in Serie C, superato in rimonta dalla Cavese. Il padrone Antonini minaccia l'ennesima rivoluzione, Messina invece in campo a Giuliano per cercare di restare a galla. Sergio Colosi. Si allontanano i play-off per il Trapani, campionato sempre più fallimentare, e Antonini pronto a nuovi colpi di scena, chiede le dimissioni a Torrente e annuncia che Liotti andrà fuori rosa. A Cava quinta sconfitta consecutiva, palo di Chiricò, salvataggio sulla linea di Carraro e poco altro in un primo tempo mediocre condizionato dal rosso meritato a Liotti. A sorpresa Granata in vantaggio ad inizio ripresa con il sinistro di Carraro. All'ora di gioco Fella pareggia e ben doppia cifra. Anche la Cavese in 10 senza Piana. Dopo un gol clamoroso fallito da Anatriello, sorpasso dei padroni di casa con il colpo di testa vincente di Loreto su assist di Chiricò. Parte oggi da Giuliano la prima di 5 finali, un mini torneo per il Messina che spera di agganciare il play-out. I campani degli ex Bertotto, Balde e Giorgione sono in corsa per i play-off, favoriti anche dal calendario con 4 gare casalinghe e 2 in trasferta. Le notizie positive riguardano i rientri in mediana di Crimi e Buchel e di Gianfi sulla corsia destra. Attacco chiamato ad una svolta dopo lo 0 nella casella dei gol fatti negli ultimi 4 incontri al Franco Scoglio. Banchieri si affida a Luciani, ma serve anche il contributo di De Sena e Costantino, spesso in ombra dal loro arrivo a gennaio. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di domenica a tutti.